Il giudizio è eccellente, pertanto la giuria all'unanimità raccomanda come capitale italiana della cultura 2026 la città dell'Aquila. Tanto l'applauso in sala Spadolini a Roma è scrosciante, quanto la delusione a Treviso è cocente per la mancata proclamazione a capitale italiana della cultura 2026, obiettivo per cui Casugana aveva schierato il meglio della trevigianità, dall'arte alla musica, dal teatro al cinema. Ma dalla capitale il sindaco Conte mantiene alto il morale delle truppe. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ha vinto l'Aquila e faccio i complimenti alla città dell'Aquila, però ci tengo anche a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione di questo dossier importante che per noi sarà comunque un punto di partenza. Analogo il commento del presidente Luca Zaia: non aver vinto non nega la bontà delle sinergie messe in atto, dice, mantiene la linea il vice sindaco Manera che non esclude nuove candidature. Certo, vive i campanilismi ma non i campanilismi, quindi Treviso ha una grande dimensione ed è stata mostrata tutta la sua bellezza. Poi ha vinto l'Aquila e a volte si vince, a volte si perde. La stessa opposizione in Consiglio Comunale con il PD fa i complimenti a Mario Conte per l'impegno e si dice pronta a collaborare per nuovi obiettivi, ma si annida un sospetto, soprattutto dopo la vittoria del centrodestra alle regionali in Abruzzo di domenica, con l'exploit di Fratelli d'Italia proprio all'Aquila. È possibile, e questo è quello che girava anche un po' nelle preoccupazioni anche degli amministratori locali, degli assessori leghisti con cui ci eravamo confrontati in questi giorni. È chiaro che il pericolo principale era l'Aquila, l'avversario principale da battere, e sicuramente perché aveva fatto un dossier meritevole, ma anche perché era dello stesso partito del ministro della cultura e del presidente del Consiglio. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Lei non ha nessun terribile sospetto? No, assolutamente. Poi l'Aquila, diciamo sinceramente, ha anche bisogno un pochettino di questo ruolo per rilanciare la sua funzione dopo purtroppo il terribile terremoto, quindi secondo me se non dovevamo vincere noi, viva l'Aquila. Dopodiché c'è anche un'altra valutazione: noi siamo pronti a sostenere una nuova candidatura, dopodiché ci aspettiamo un maggior ascolto e una maggior condivisione da parte del sindaco, perché magari la prossima volta, lavorando più di squadra, si possono ottenere risultati migliori.